altro prodotto completamente estivo che ci accompagna però anche in autunno. Adesso iniziamo con l'uva Vittoria, poi inizierà un'altra qualità che è l'uva Italia, ha l'acino più grosso, la buccia un po' meno turgida. C'è la Pans che ha un acinino più piccolo ma forse più dolce, la Regina, ci sono tante qualità anche di uva. Quella che troviamo ogni tanto, rosa, è italiana? C'è l'uva, sì sì, italiana, guarda, io combinazione l'ho finita questa mattina. Ma l'avremmo avuta? Sì, l'ho avuta, l'abbiamo venduta e quest'anno c'è la qualità anche, non da quest'anno, però ha preso tanto campo quella senza semi. Ma perché va di moda tutta la frutta senza semi? Siamo diventati così viziati? Siamo diventati così, sì è vero. Il mandarino una volta era consumato in grande quantità, adesso le clementine, perché il mandarino, qualcuno a Natale, forse per vecchi ricordi, più per il profumo, però se no la clementina. I semi in bocca non li vuole più nessuno, eh. Anche l'anguria senza semi, cioè ormai tante cose e tanti mali ce li siamo voluti. Non c'è niente da fare. L'uva bianca, l'uva nera, l'uva rosa, maturano tutte nella stessa stagione o in periodi diversi? Guardi, forse è la Vittoria proprio che sia in Puglia che in Calabria è la prima pronta per essere colta. L'uva fragola, poi sì, poi tra un po' inizia tutto.